Ecco qui il parcheggio municipale di Montellà in Martinette. Gratuito, tutto acqua, carica e scarico, e ci sono molti camper infatti. E la cittadina qua di fronte, quindi si possono fare delle belle passeggiate anche in città. Martinette, siamo qui. E questi sono tutti i Pirenei. Se metto in moto in 10 minuti sono in Francia. Siamo credo intorno ai 1000 metri di quota anche qui. Qualche passeggiata ce la facciamo. Qui ci rimaniamo qualche giorno per forza. Ogni volta dico così, poi me ne vado dopo 2 ore. Ma adesso è un bel posto, c'è tutto, c'è la cittadina vicina per comprare il pane, fare un pochettino di spesa, quindi abbiamo tutte le comodità in un paradiso terrestre, quindi perfetto. L'unica cosa che si paga è la corrente, non so quanto, vabbè, a noi non interessa, comunque l'unica cosa che si paga è la corrente, e invece addirittura a disposizione ci sono anche i bagni e le docce. Tutto gratuito e messo a disposizione dal comune. Grandissimi. Passeggiatina defaticante prima di cena. Sto ancora digerendo il pranzo. A cena leggeri, vero Dado? Cosa ci mangiamo a cena oggi? Cosa vorresti? A cena brodino di patate, carote e la salsa di fondo E poi? concentrato. E poi ti sei dimenticato l'ingrediente principale. Petto di pollo. La coscia. La coscia di pollo e il petto di pollo uguale. Sì. E yasta. Io poi mi mangio questo. Sì. Quindi ti fai il brodino con la pastina. Sì. È buono, eh? Sì. Lo sai che anche a me piace da morire. Sì. Mi stupisce sempre la cura di questi paesetti, non solo di montagna, ma in questo caso di montagna. Bei parchetti, prati, panchine con tavoli, tutto stracurato, è tutto, la staccionata è perfetta, in ordine, ogni cosa è al suo posto. Una buona qualità della vita, senz'altro. Qui addirittura a fianco al parchetto, nel centro del paese, sicuramente c'è tanta terra e magari il comune dà questi spazi. E qua c'è un signore che sta coltivando la sua terra, c'ha tutte le verdure, non si vede bene perché c'è il sole. Immagino la pace di quell'uomo, è piegato in due, poverino. Sicuramente anche se solleva rimane così piegato. Chissà quante ore e quanti giorni passa qua. Eccolo qui, Super Dado. Hanno detto che gli mancavi e finalmente ti hanno visto arrivare. Eh sì. Adesso sì che si sta bene, saranno le 8 di sera, il sole sta tramontando e finalmente un po' di fresco. Con il mio bellissimo cuccionetto, una buona cena che ci aspetta e stiamo proprio bene.
date un saluto all'Italia. Un saludo por los italianos, por los italianos. Hola Italia. Hola italianos! Ragazzi, abbiamo conosciuto degli amici camperisti con un cane e indovinate un po', io ho subito iniziato a giocare con lui. Questa è la prova. Mi ha completamente distrutto il bastone. Si chiama Trotsky ed è carino. Ciao, ciao. Trotsky? Sì. Ok, primo round di Italia Trotsky. Beh, o Trotsky? Trotsky! Mordi il palito? No. Ok. Avevo un bel piano per giocare, ma no. Non è in vena di giochi. Ah, che buono. Sì. Secos, prunas secas, buonissimo. È giunta l'ora di cena e Davide oggi cena con la sua amichetta Luana. Guardate che belli che sono. Cenano un piatto tipico italiano e Luana è contenta. Che non sappiamo ancora cos'è. Non fa nulla. Ciao. Ciao. Vamos. Che bella serata, Davide con l'amichetta Luana e si fanno un bel piatto tipico italiano, pasta con i broccoli. È tipico italiano. Eh Vuoi? sì, Con i broccoli. pasta con i broccoli, certo. Se lo dici. Eh sì, è tipico Buon italiano, appetito, sì. bellissimi. Buon proveggio, guapissima. Buon proveggio. Come potete vedere fuori ci sono 12,6 gradi alle 8 del mattino, quindi c'è un bellissimo fresco, stiamo benissimo, stiamo dormendo alla grande. Rita addirittura si è aggiunta una copertina e quindi va molto bene. In mezzo ai monti, bellissima cittadina di montagna sui 1000 metri. Stavolta si corre in un posto magnifico perché si corre a fianco a un fiume con profumi di terra, di montagna, di alberi, dell'acqua, e quindi mi ispira molto. Siamo a una ventina di chilometri, forse neanche, sto esagerando, da Andorra, che visiteremo i prossimi giorni, perché prima di andare ad Andorra voglio salire sino a quota 1920, mi ha detto un istruttore di sci, e poi andremo ad Andorra. Una volta che siamo qui non possiamo perdercela e non voglio farvela perdere. L'abbiamo azzeccata di venire qui anche perché il diabete di Davide, con le temperature altissime dei giorni passati lungo la costa, stava impazzendo, quindi picchi incredibili, sembrano le montagne russe.
e l'insulina sembrava acqua fresca. Da quando siamo venuti qui in montagna, temperature sono abbassate drasticamente. Pensate che domani credo che faccia 8 gradi, quindi splendido. E il diabete di Davide si è subito stabilizzato. Stavo svegliando 3-4 volte a notte per fare l'insulina perché non si riusciva a farla abbassare, e invece adesso stanotte ad esempio perfetta, mai svegliato, è una linea dritta intorno ai 100 come è giusto che sia. Corsa effettuata, 26 minuti. Adesso mi sto facendo una passeggiata per smettere di sudare. Qua c'è una piscina, gli adulti pagano 4 euro al giorno, dalle 9 alle 7 di sera se non sbaglio. Guardate, piscina all'aperto. Tanto se c'è il sole durante il giorno è bello, fa piacere. Anche la piscinetta per i più piccoli. Campo da calcio in mezzo ai monti, con tutte le montagne intorno, i boschi. Il fiume in questa passeggiata nuova ce l'ho a sinistra. Antico cammino di Martinette a Montella. E si sale qua. Questo percorso che sto facendo è chiamato anche strada delle lontre. Evidentemente in questo fiume ci sono anche le lontre, mai vista ovviamente in natura, sempre e solo in televisione. Immaginatevi 9 del mattino a passeggiare in questi percorsi, quanto può essere rilassante e positivo per il corpo e la mente. Solo il rumore del fiume mi fa venire la pelle d'oca. Attraversiamo il fiume in quota sopra questo pontile. Adesso sono abbastanza in quota, c'è un sentierino strettissimo, guardate, e poi precipizio e fiume sotto, bisogna stare abbastanza attenti. Escursione terminata, si rientra e domani proviamo l'altra, quella che saliva verso su anziché costeggiare il fiumiciattolo. Bellissima tra corsa e camminata, sono stanco ma molto molto rilassato, ci voleva proprio. Hola, ¿qué tal? Bien? Sí. ¿Es David? ¿Dónde está? Bueno, in autocaravana. Ahora vamos a mirar dónde está, Chi ce l'hai? Pronto? Questo è un pastore dei Pirenei, ragazzi, se non l'avete mai visto, è un pastore dei Pirenei. Guardate che grande, che grande. Io non l'avevo mai visto un cane così, tu? No, no. Mai visto. Allora si va nel paesetto a comprare il pane per oggi e 2 dolcetti perché mangiamo in compagnia e perché è anche domenica oggi. Vabbè che ormai i dolcetti li stiamo mangiando anche gli altri giorni, ma a maggior ragione la domenica ce li mangiamo lo stesso. Immaginatevi quanto può lavorare un paesetto del genere. C'è un
un ricambio di camper e ci sono 15-20 camper nuovi tutti i giorni. 15-20 persone che verranno qui nei ristoranti, nelle botteghe, nei bar. Tutti, lavorano tutti qua col turismo. Geniali, sindaci da applaudire, fargli una statua. Uno adesso? Sì, sì, è una barra de pan. Oh, Dio. Io guardo da qua. Perdona. Pane e dolcetti comprati, bella busta, 11,50 €. Ma vi faccio vedere all'ora di pranzo. Ho comprato questo dolce alla crema, è come un pane per la pizza, grande però pieno di crema, e poi ve lo faccio vedere. Sarà molto molto buono, non c'è dubbio. Mamma. Mi dammi allora. Juana. Claudia. Annette, che bella Annette. Bellissima Annette. E il perro? Flock. E il perro è Flock. Yo no le tengo. Habla? Nada. Habla? Habla tú. Che dice? Habla tú. Habla tu. Ok, allora si organizza. Da quello che ho sentito, loro hanno fatto del polpo. Come hanno fatto del polpo? È piccante forse. Adesso a pranzo con Susana. Hola. Hola Susi. Susana è una dottoressa che abita qua vicino a Martinette. Sì. Cerca di Martinette. Seu. Susana hanno fatto il polpo, molto piccante hanno detto. Sentiamo il profumo. Buonissimo. Vino Remat Chardonnay, e dice che è un vino buonissimo, l'ha portata adesso Susanna. Formaggio. Un pezzo di formaggio di una zona. forma di formaggio di capra. Poi abbiamo delle melanzane con aceto, aglio, queste non manchino mai nella mia tavola, sono buonissime. Buonissima. Rita sta scolando la pasta, abbiamo fatto la pasta all'italiana con ragù e la bolognese, che ci piace. E infatti hanno detto che il primo lo facevamo noi, volevano gli spaghetti cucinati da un italiano, non si sarebbero permessi di fare la pasta loro. ¿Ya has filmado la pasta? Filmato tutto. Buena. Cosa ne dite? È buona? Sì, dicono di sì, che l'italiano la pasta la sa fare, dicono così. E allora, buon appetito a tutti. Buon appetito. Ragazzi, il polpo ci sta incantando, è buonissimo, credetemi sulla parola, non ce n'è già più infatti. E l'artefice è lui, Sì, il pescador. Pesca... Ha ido a pescarlo. Sì, a chi? Al Rio. Al Rio, il polpo, al fiume. ¿Dónde es próximo? Osito. ¿Osito? ¿Toski osito? Ahora. Qualche giorno fa qua a Martinette, dove siamo parcheggiati da 2 giorni, ma qualche giorno fa 5-6 per fortuna, noi non c'eravamo ancora, mi hanno raccontato che è passato un tornado ed è passato proprio qui lungo il fiume, quindi né nella cittadina, nel villaggio che è lì avanti, e né qui nell'area camper dove siamo noi, ma è passato proprio in mezzo. Guardate come ha sradicato quest'albero gigantesco. Doveva essere spaventoso, Comunque, detto questo, oggi ha piovuto tutto il giorno, una pioggerellina anche leggera, le temperature sono gradevolissime, c'erano questo pomeriggio 17-18 gradi, quindi meraviglioso, e adesso ci sarà anche qualche grado in meno, credo, però sta riuscendo il sole, sono le 6 di sera e ne approfittiamo appunto di questo sole per farci 2 passi. Ci sono degli scalini che portano a un villaggio che è qui sopra questi monti. Adesso andiamo a vederlo. In 15 minuti forse si sale sino al villaggio. Vediamo. Venite qua sul bel sentiero! È bello, eh? Andiamo.